Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Anche oggi siamo pronti a sfogliare i quotidiani nazionali e regionali, insomma, per approfondire le notizie delle ultime ore. Molta politica internazionale, il colloqui dei negoziati per il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina in pagina. Molti quotidiani aprono con queste notizie: gli attacchi degli italiani in Cisgiordania, poi insomma il caro voli per quel che riguarda invece la cronaca regionale siciliana. Quindi insomma abbiamo tanti argomenti da approfondire, poi tanta politica ovviamente anche sui nazionali. Allora partiamo leggendo i quotidiani nazionali e partiamo dal Corriere della Sera. Eccolo qua il primo titolo: Stati Uniti, Ucraina, vertice a ostacoli, perché ce lo spiega nei titoli il Corriere. Colloqui produttivi ma rimane tanto da fare, oggi si tratta a Mosca. E poi ancora sempre le notizie di politica internazionale in Cisgiordania: 3 attivisti italiani aggrediti dai coloni, mentre in Israele Netanyahu chiede la grazia per Herzog per il bene del paese. Il Papa invece sempre in Oriente, in visita pastorale in Turchia, parla di Israele e dice la soluzione ci sarebbe quella dei 2 stati, Palestina e Israele, ma non lo vuole Israele. Questo insomma tutto messo nei titoli del Corriere della Sera. Poi vediamo altre notizie in pagina. La politica. Lee Schlein incassa il sì del correntore del PD, io segretario di tutti. Quindi dopo il vertice a Montepulciano, insomma incontrando tesserati, attivisti, insomma il Partito Democratico va avanti con la leader Lee Schlein, che si contrappone poi ovviamente al centrodestra di Giorgia Meloni. Poi escono i cantanti di Sanremo, eccoli qua, meno big più sorprese, escono nel senso vengono annunciati da Carlo Conti, i cantanti di Sanremo. Eccoli qua alcuni dei 30 tra big, insomma pochi, sorprese, nuove promesse, insomma c'è di tutto, insomma lo specchio dei tempi della musica italiana ancora una volta a Sanremo, poi sarà a febbraio. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica, eccolo qua: corruzione, a Kiev non aiuta, i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina a Miami sono in salita proprio per lo scandalo corruzioni che ha compromesso insomma la politica e i leader ucraini. Abbiamo letto nei giorni scorsi, Trump critico con Zelensky, però dice l'accordo è possibile, c'è molto da fare, sottolinea il segretario di Stato Rubio, ma diciamo c'è molto da fare alla Russia adesso un ruolo centrale. Qui c'è Netanyahu che chiede la grazia, questa è la sua foto, mentre gli attivisti aggrediti dai coloni in Cisgiordania rimane nello stesso titolo, nella più ampia pagina del Medio Oriente. Andiamo a vedere La Stampa, eccoli qua: gli italiani feriti dai coloni, botte anche alle donne. Questa è l'apertura del quotidiano La Stampa. Cisgiordania, l'assalto a 3 volontari, che succede? Wake up Italians, l'alba tra le dune rocciose di Ein al-Duyuk alla periferia di Gerico, sveglia e stordisce 3 attivisti italiani e una volontaria canadese con la violenza scaricata a pugni e calci su tutto il corpo dei coloni israeliani. Non tornate più, è la minaccia di 10 vili aggressori mascherati e armati con bastoni e fucili. Ancora La Stampa è stato oggetto di attacchi e vandalismo nella redazione di Torino nei giorni scorsi proprio dagli attivisti di Propal. C'è l'intervento dell'editore John Elkann, dice: La Stampa è un giornale libero che non si lascia intimidire. Che cosa è successo? Lo vediamo dalle pagine. Prendiamo per esempio, eccolo qua, la Repubblica. Diciamo, queste sono le frasi della professoressa Albanese che insomma difende quegli attivisti, diciamo, che hanno attaccato La Stampa. È successo questo, che insomma sono entrati, hanno vandalizzato la sede del giornale, quindi è stato visto tutto come un attacco alla Stampa. Le parole però dell'Albanese fanno come dire un po' di indignare diciamo
il Paese, perché dice la professoressa non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno, ma al tempo stesso che questo sia un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro. Quindi prendono le distanze anche gli stessi esponenti di sinistra da queste parole. Le frasi albanesi imbarazzano Bologna, e quindi su questo interviene anche la stampa. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, perché oggi pubblica la classifica della qualità della vita, le solite città in testa a queste speciali classifiche: Trento, Bolzano e Udine questa volta. Trento e Bolzano ci sono praticamente sempre. Il trionfo dell'Arco Alpino, titola il quotidiano di Confindustria Sole 24 Ore. Nella top 10 prevale il nord-est, grandi città in risalita. Ovviamente la Sicilia e le sue città sono sempre in fondo a queste classifiche, che prendono in considerazione 90 indicatori. Vi faccio vedere dove sono le città siciliane. All'ultimo posto Siracusa, e poi risalendo troviamo Caltanissetta, 103esimo posto, Catania e Palermo 96-97, addirittura Catania perde 13 posizioni, Messina stabile al 91esimo posto, Enna all'87esimo posto e guadagna 10 posizioni, e poi Ragusa, la più alta delle siciliane, all'82esimo posto, ma anche Ragusa perde una posizione. Quindi insomma tutte in fondo alla classifica le città siciliane. Insomma il mix di 90 indicatori diventa un'utile piattaforma per governare lo sviluppo con un occhio attento al benessere, e magari fosse, aggiungiamo noi, in Sicilia se funzionasse sarebbe anche un bene. Il Giornale, un po' di quotidiani politici. La sinistra difende i violenti, e qui ritorniamo sugli scontri di Torino: nessuna vera presa di distanza dai centri sociali, centrodestra basta illegalità, chiudere Askatasuna, che è il centro sociale insomma da quale sono arrivati questi vandali. Quindi questa è l'apertura del quotidiano Il Giornale. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, indagine Mediobanca, e ritorna su questa notizia il Fatto Quotidiano perché insomma qui ci sono in mezzo questa scalata che ha portato Monte dei Paschi di Siena a Mediobanca. Insomma oltre diciamo agli affaristi ci sarebbe anche nelle intercettazioni il Ministro dell'Economia, quindi regia dell'esecutivo dietro i patti occulti per la scalata a grappolo, terremoto quindi giudiziario in qualche modo. Cosa rischia e cosa teme il governo lo spiegano diciamo in questa lettura il Fatto Quotidiano. Vediamo altri giornali, siamo sul Libero, il grillino col conflitto di interesse, e qui diciamo, si prende di mira Cafiero De Rao, l'ex capo della Direzione Nazionale Antimafia, interrogato nel 2024 a Perugia come testimone, conosceva già gli atti su Striano grazie alla presenza nella commissione parlamentare, e lo Lega lo attacca. Perché Zaleschi rischia l'esilio? Eccolo qua, una foto, c'è un approfondimento in pagina appunto che diciamo spiega che cosa sta accadendo in questo momento in Ucraina, tra diciamo la guerra che in qualche modo sta provando il paese, ma soprattutto l'inchiesta, diciamo lo scandalo delle corruzione che sta mettendo a dura prova la classe dirigente del paese, per primo appunto Volodymyr Zaleschi. Dopo la minaccia ai giornalisti, a sinistra parte la corsa a scaricare la Albanese, eccolo qua quello di cui parlavamo poc'anzi, da tutti per l'Albanese, che è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, quindi eroina pro palla, a tutti contro l'Albanese, perché diventa merce che scotta appunto da volerne prendere le distanze. E qui ci sono insomma tanti commenti di editorialisti e giornalisti insomma che in qualche modo tengono diciamo il punto sulle questioni che riguardano le letture più che altro di centrodestra. Andiamo a vedere La Verità. Storia del pubblico ministero mostra perché la giustizia vada riformata, stavo indagando su tutti i partiti, la procura disse punta sulla Lega. La PM Gallucci, a Termini Imerese raccolsi elementi anche su politici progressisti, ma il mio capo Cartosio indicò di archiviarli, d'intesa con Scarpinato. Rifiutai poi, subì un procedimento disciplinare, sarebbe questa l'indipendenza minata dal governo, e questo è insomma sempre diciamo, lo scontro tra politica e giustizia che in questo caso tiene vivo La Verità con il suo articolo d'apertura. Il Tempo invece sulle questioni che riguardano
l'immigrazione, diciamo, l'integrazione e quindi diciamo, anche la presenza, diciamo, di altre comunità in nel nostro paese. Albanese a caccia di like, minaccia i giornali, il delirio di Salis sugli scafisti salvamigranti, la maestra che porta i bambini nella piazza Propal, la rete islamista che punta alla conquista dell'Italia e i leader della sinistra che continuano a tacere, la Lega all'attacco, togliere alla relatrice ONU la cittadinanza onoraria del comune di Bologna. Ma che burca dite? E qui ci sono tutti i protagonisti, insomma, di questo elenco che ha fatto Il Tempo in prima pagina. Ultimo quotidiano che vediamo oggi è Il Foglio, la battaglia per Taiwan, Foglio apertura fredda, insomma riflette su questa questione, diciamo, che riguarda l'Oriente, tre isole trasformate in avamposti strategici, bunker e vie di fuga. Il Giappone si attrezza alla guerra con la Cina, è la crisi più pericolosa degli ultimi decenni, e quindi insomma questo è il tema sul quale si concentra nell'apertura di oggi Il Foglio. Ci fermiamo, piccola pausa, ritorniamo subito dopo con i quotidiani regionali. Rientriamo nella seconda parte della nostra rassegna stampa, rientriamo in diretta, adesso siamo pronti a sfogliare i quotidiani regionali. Il caro volo, insomma, su tutti i giornali viene raccontato dopo le denunce del Codacons, se lo andiamo subito a vedere sulla Sicilia, prezzi volatili, il riferimento appunto è ai prezzi diciamo dei biglietti aerei volatili, perché insomma hanno oscillazioni davvero preoccupanti. Codacons e Assutenti, caro voli per la Sicilia, aumenti fino al 900%, il test di Aricò, dice Aricò, che è l'assessore regionale ai trasporti, dice è un allarme diciamo ingiustificato perché durante poi l'anno, adesso lo vedremo in pagina, anzi vediamolo subito in pagina, dice durante l'anno si riescono ad avere prezzi anche migliori rispetto alla continuità territoriale. Diciamo, vediamo che cosa dice. A Natale però i biglietti salgono addirittura a più 900%, quindi diciamo, secondo tutte le simulazioni fatte dalle associazioni di consumatori, diciamo, mediamente per tornare in Sicilia dalle principali località del nord e del centro Italia occorrono 500, 490 euro, insomma questi sono i prezzi con tutte le simulazioni. Vedete, da Milano a Catania il biglietto del 23 dicembre costa 178 euro, il 790% in più rispetto alle 20 euro del 13 gennaio, questo per fare solo un esempio. Poi ci sono altre tariffe, vedete, le abbiamo viste prima, si parte da 500 euro per andare per esempio da Torino a Palermo, 492 euro per il Pisa-Catania, insomma ci sono un po' di simulazioni che fanno vedere insomma quanto sono aumentati le tariffe. A queste poi bisogna aggiungere gli accessori, i bagagli, il posto per chi diciamo non si accontenta di un posto a caso. Che cosa succede però? L'assessore Enrico che dice? L'assessore Enrico dice: dobbiamo considerare che sono voli di linea, le compagnie aeree hanno posti limitati ed è una dinamica perfettamente normale che può essere evitata prenotando con anticipo, non di mesi, ma basta pensarci ad esempio a inizio dicembre. In ogni caso, dice, noi viaggiamo a prezzi inferiori durante l'anno rispetto anche a quelli della Sardegna, dove c'è la continuità territoriale, ma se da Cagliari si vola con una media di 70 euro, da Catania a Palermo nell'anno si spende molto meno. E poi dice c'è anche il Sicilia Express è questo treno, diciamo, che porterà i pendolari da nord a sud e viceversa all'inizio delle festività e poi al rientro delle festività, date non disponibili però perché appunto i biglietti sono andati a ruba e sono biglietti dal 10 saranno nuovi biglietti in commercio. Questo per quanto riguarda il caro voli. Il caro voli ovviamente che trova spazio anche su altre testate, il Giornale Sicilia ad esempio, feste salate nell'isola, questo è il titolo, e più 900% rispetto al normale, alle stelle anche i biglietti di treni e il prezzo della benzina, quindi i consumatori cominciano gli esposti. Vi faccio vedere anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, il quotidiano dello Stretto, la stangata di Natale, e per la Sicilia aumenti dei biglietti aerei sino al 900%, anche qui l'esposto dei consumatori. Ritorniamo sulla prima pagina del quotidiano La Sicilia, ci sono molte notizie diciamo di cronaca nazionale,
e internazionale, il blitz dei coloni sui cooperanti italiani feriti in Cisgiordania, il tema della scalata di Mediobanca con diciamo, gli attacchi a Giorgetti e della magistratura Giorgetti, blindato dalla maggioranza di centrodestra, e poi notizia che riguarda la Sicilia: i rubinetti respirano ma è allarme, qui stiamo parlando della crisi idrica a Trapani. Oggi Schillaci avrebbe compiuto 61 anni. C'è un reportage all'interno proprio nei luoghi diciamo, dove è nato Totò Schillaci, a Palermo, al CEP, quindi qui la foto del murales inaugurato di recente. Questa è la prima pagina della Sicilia. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di Catania, dove c'è una notizia che riguarda appunto un incidente stradale in auto contro il muro, un morto è accaduto ieri in via Palermo, si chiamava Cristian Mandra, viaggiava con il figlio di 14 anni che è in gravi condizioni. È il secondo incidente stradale mortale nel giro di pochi giorni a Catania. Qualche giorno fa in Viale Kennedy aveva perso la vita un ragazzo, un uomo di 28 anni. Oggi si svelerà anche la nuova facciata di Palazzo degli Elefanti. Gli elefanti da stamane tornano a Barrire, si rimuove l'impalcatura dopo i lavori di consolidamento in municipio con una cerimonia appunto di inaugurazione. Tante notizie anche dalla provincia che vediamo in pagina. Da Catania però c'è anche questa notizia: aumenta del 30% la tassa di soggiorno in città, quindi albergatori e B&B divisi. Andiamo a vedere questa pagina perché dal 2026 ci sarà appunto un'impennata sulla tassa di soggiorno, più 30% a carico dei turisti. Per gli albergatori è un aumento contenuto e sostenibile, ma i gestori dei B&B si lamentano e dicono che si trovano adesso in difficoltà perché ovviamente dovranno far pagare di più ai turisti stessi, quindi farsi i conti insomma anche con questo aumento. Cambiamo quotidiano, andiamo sulla Gazzetta del Sud perché vi facciamo vedere la pagina del caro voli, eccola qua la pagina interna. Da Torino servono 500 euro, vedete, però insomma tutti parlano in qualche modo di questi rincari decisi dagli algoritmi, che ovviamente si basa sulla domanda offerta. Più domanda c'è, più sale il prezzo dell'offerta, insomma logiche commerciali al quale ormai tutti ci stiamo ahimè abituando. Andiamo a vedere qualche notizia anche da Messina, eccolo qua, perché Messina risulta insieme a Reggio Calabria ai vertici dei porti passeggeri in Europa grazie al crocierismo. I dati Eurostat confermano il primato, le due città che condividono lo stretto sono rispettivamente prima e seconda in Europa, con 11,4 milioni di passeggeri e 11,2 milioni di passeggeri, di utenti, quindi insomma strutture che in qualche modo bisognerà diciamo, organizzare al meglio e tutelare proprio perché sviluppano economia. Prima di chiudere andiamo a vedere qualche notizia che riguarda il calcio. Oggi nella Sicilia, nelle pagine della Sicilia del lunedì ovviamente tanto sport, poi abbiamo preso per farvele vedere le pagine che riguardano il Catania. Il Catania continua la corsa per vincere il titolo d'inverno, mancano 3 turni alla fine della prima parte della stagione e il gruppo guidato da Toscano ha tenuto fino ad oggi il passo delle aspiranti big, quindi nonostante tutto, nonostante gli infortuni, Toscano rinnova l'appello, ma gli assenti cronici venerdì non rientreranno. Controlli per Donnarumma venerdì perché venerdì il Catania giocherà in anticipo contro, eccolo qua, vediamo la prossima giornata, contro il Crotone, giocherà al Cibali, allo stadio Massimino, e sarà l'anticipo della 17ª giornata. Poi giocheranno anche Siracusa sabato contro il Foggia alle 14:30, il Trapani invece per quanto riguarda le altre siciliane giocherà alle 14:30 di domenica. Chiudiamo guardando e dando un'occhiata alla classifica del campionato di Serie C. Catania in testa con 34 punti, Salernitana e Benevento che giocheranno oggi si trovano la prima a 31 punti, la seconda a 29 punti. Oggi insomma c'è questo scontro che sarà alle 20:30 per chiudere la 16ª giornata del campionato di Serie C, dopodiché si faranno i conti. Le altre siciliane, il Trapani 21 punti, meno 8 compresi di penalizzazione, se no sarebbe stata a 29 punti, vedete sarebbe stata all'altezza diciamo in alta, medio-alta classifica. Diciamo. Il Siracusa invece resta in ultima posizione, seppur in compartecipazione con il Picerno. Questa è l'ultima notizia. Oggi tra l'altro si celebra la festa, restando al calcio, lo leggiamo anche da qui,
i 125 anni della storia del Messina, le leggende del calcio italiano saranno tutte a Messina, insomma quelle che parteciperanno, quindi per chi ha voglia di Amarcord insomma può anche andare a vedere questa partita. Dicevo, la nostra rassegna stampa si conclude qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di settimana a tutti.